L'itinerario di oggi ci porta sulla Pedemontana Vicentina, un territorio pieno di fascino a nord di Vicenza, ai piedi dell'altopiano di Asiago. Dolci valli, borghi antichi custodiscono i segreti di una storia millenaria. Qui dal 1400 al 1700 fu un periodo di pace e prosperità molto particolare, per cui i nobili dell'epoca vennero qui e stabilirono la loro dimora, delle ville veramente meravigliose. Villa Valmarana ai Nani è un bellissimo complesso monumentale affrescato da Giambattista e Gian Domenico Tiepolo nel 1757. È possibile visitare questa villa e godere dei suoi magnifici affreschi, soprattutto affrescati dal padre Giambattista nella parte della palazzina e dal figlio Gian Domenico nella foresteria. Padre e figlio si sono ben divisi i compiti in qualche modo, perché il padre dedica le 5 stanze ai libri cari al committente Giustino Valmarana. Il figlio raffigura quello che vede, raffigura i contadini veneti. Una terra cantata e amata da poeti e scrittori come lo scrittore vicentino Antonio Fogazzaro, del quale quest'anno si celebra i 150 anni della morte, e proprio qui in Val d'Astico lo scrittore di Piccolo Mondo Antico ambientò molti dei suoi più famosi romanzi. Siamo in un luogo dove Fogazzaro ha lasciato un'impronta importante. Beh, importantissima per 2 ragioni. Primo, perché proprio qui ha scelto il posto dove costruire la sua villa. L'unica villa che ha abitato, che era sua, è proprio Villa Montanina. E poi perché ha inserito questa villa come scenario eletto di Leila, che è stato il suo ultimo romanzo, finito di scrivere nel 1910, qui proprio alla Montanina, e poi pubblicato poco prima della sua morte. L'attaccamento da parte di Fogazzaro al proprio territorio traspare in modo evidente nei suoi scritti. Penso che unanimamente sia stato lo scrittore vicentino più legato al paesaggio, quindi un rapporto intimo sia come uomo che come artista. Villa Godi Malinverni è la prima villa costruita da Palladio nel 1560 e domina la valle dell'Astico. Durante la prima guerra mondiale qui soggiornò il principe ereditario, futuro re di Inghilterra, e sempre in questa villa nel 1954 Luchino Visconti girò uno dei suoi film più famosi, Senso.
A Villa Malinverni c'è anche un importante museo di fossili, il proprietario l'ha raccolto in tanti anni di ricerche e vi è conservato anche un fossile di ben 9 metri. Abbiamo appena sorvolato Thiene, dove c'è questa villa Castello Porto Colleoni Thiene, una villa molto particolare che unisce sia lo stile gotico del castello che quelle della caratteristica dimora veneziana. È stata costruita intorno al 1450, probabilmente su progetti di Domenico da Venezia, per ordine della famiglia da Porto, che poi l'ha tenuta per parecchio tempo, fino al 1816, quando poi è passata per via matrimoniale a un ramo dei Colleoni di Bergamo, e poi nel 1918 è passata alla mia famiglia, in quanto l'ultimo conte Colleone è morto senza avere avuto una discendenza diretta. Mio nonno era un terzo cugino dell'ultimo conte Colleone. E adesso tocca a lei tenere in piedi tutta quanta come si dice, sta baracca. Esatto, questo è l'elefantone bianco come lo chiamo io, e poi il futuro non lo so. Raccoglie anche questa villa tanti tesori, come per esempio una vera da pozzo del Palladio, oppure una lunga cedraia e una peschiera, la grotta, cose fantastiche. Come ogni castello che si rispetti, chiaramente in ogni castello c'è un fantasma. Qui esiste un fantasma? Ma qui così è una storia un po' strana, c'è lo zio Checco, io l'ho sentito una volta, ma è un timidone, non ha voluto parlare con me, per cui non so dire esattamente chi sia e cosa abbia fatto. C'è chi invece dice che è una bufala. Comandante Melis, un altro volo di grande bellezza, quello sulla Pedemontana di oggi. Assolutamente sì, una giornata splendida, un paesaggio incredibile, delle colline che sono veramente verdissime e incantevoli. E questo volo silenzioso? È questo volo che è sempre un incanto. La Pedemontana è stupenda, non è solo un luogo di tesori ma anche di sapori, tantissime sono le specialità gastronomiche che qui si trovano. La strada dei vini di Breganze è un percorso che va da est a ovest, da Thiene a Bassano, poi va anche da nord a sud, da Sandrigo a Zugliano, che è un piccolo paesino. Sono due assi stradali che portano su delle colline molto belle, ridenti, dove chiaramente si fa vino. Si fa vino e ci sono 16 cantine. Una di queste è la cantina che c'è alle mie spalle.
eccellente le qualità dei vini Breganze, dal torcolato al Vespaiolo, bianchi, rossi, per tutti i gusti, Cabernet, Sauvignon. Tu no però, comandante, non puoi bere, devi guidare, quindi no, niente, beviamo noi. Tiene Breganze, Marostica, la famosa Marostica, famosa per la partita degli scacchi, e lì ci dirigiamo. Volare, oh oh, cantare, oh oh oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare quassù con te. Ghetto Sarese! Quest'anno abbiamo avuto una mostra di ben 190 cassette di ciliegie, tutte ben sistemate. Sono stati premiati 8 gruppi e 6 diversi tipi di varietà di ciliegia. Sì, Marostica è soprattutto turismo, Marostica che è conosciuta in Italia ma anche nel mondo per la celebre partita a scacchi, ma non solo, è conosciuta anche per l'oro rosso che è la ciliegia di Marostica IGP, l'unica ciliegia in Italia ad avere la riconoscenza a livello europeo. Siamo all'interno del castello di Marostica, altra perla di questa città, un castello che racchiude una storia. Castello che racchiude una storia, castello che fra poco sarà restituito alla città con un percorso storico-museale dopo i lavori di ristrutturazione che sono stati fatti in questi ultimi anni e che ha visto l'amministrazione comunale impegnata non poco per sostenere questa iniziativa. Stiamo atterrando nella piazza di Breganze e ci aspettano tutti quei profumi di quei prodotti, di quei sapori, i vini di questa zona. Eccoli qua, vedo il presidente della Pedemontana Veneta, Nazareno, con Roberto. Vedremo chi magari avanza qualcosa. Eccoli lì i formaggi, baccalà, il Vespaiolo, il torcolato. Ciao, benvenuti ogni volta quando atterra la nostra mongolfiera, è una grande festa.
Ecco, versiamo. Eccolo qua, un applauso. Ecco Roberto Nazareno presidente, che se fa sa qualcosa. Ecco qua, brindisi. Anche al capitano, benvenuti. Salute. 2T, Torcolato e Torresani. Breganze è conosciuto nel mondo per questi due prodotti. I torresani sono dei piccioni di torre che venivano allevati nelle torri colombare di cui è ricco il territorio di Breganze e vengono serviti al consumatore cotti allo spiedo. Sono dei piccoli piccioni che vanno abbinati con la polenta e con altri prodotti del territorio. E qua Poente che sa benissimo anche il torcolato. È un vino passito che si fa a gennaio con l'uva lasciata a passire nei granai. Il passimento avviene attorcigliata attorno a degli spaghi, attorcigliata, intorcolata. Questa è l'origine del nome di questo vino. Un anno fa abbiamo trovato murata in una casa di Breganze un vero tesoro, una bottiglia di Torcolato di Breganze 1911. I ristoranti d'autore della Pedemontana, mandamento di Tiene. Tante opere d'arte, tanti sapori, tanto gusto, ne parliamo con Terenzio. Sì, diciamo presentiamo dei piatti locali. Ma che siete opere d'arte? Opere d'arte, allora, proprio del territorio, e cerchiamo di valorizzare sempre i prodotti locali. Allora, cominciamo con il Torresan, che è il piatto tipico di Breganze. I bigoli con l'anitra, sempre della zona più Zanè e Giuliano, gli asparagi alla bassanese, l'asparago bianco di Bassano. Abbiamo qui un tortino lavorato con il formaggio e il tartufo nero locale, un risottino con ortica e ciliegie, della porchetta alla giulianese e poi il resto è di là. Un territorio dove si può abbinare mare e monti, infatti qua vediamo anche delle specialità di pesce. Quando si parla del pesce nel Vicentino, il piatto principe è il baccalà, chiaramente. Baccalà alla vicentina, che è il nostro piatto forte, poi proseguiamo con dei avanotti dell'astico in saor, di maccheroni con il cucchiaio fatti a mano con il pane, i finferli, dei gargati del consiero, dei bucatini alla lughese e per finire i tagliolini con ragù di quaglia. Mamma mia che sapori, quasi cioè se puoi mangiare, cioè questi qua sei bravi, sei belli da vedere, ma però per la serie un avanotto questo che sa, e se diventa fiappo è tutto che ti dica tutta, se spostiamo da qua perché bisogna irrorare. Allora continuiamo il nostro giro, intanto mi magno. Siamo in compagnia di un sindaco veramente giovanissimo. L'importanza dell'attaccamento alle tradizioni, alla cultura, al territorio da parte dell'amministrazione. Beh, si tratta di un nuovo modo di promuovere il territorio, quello dell'enogastronomia, e la Regione Veneto ha inserito anche il nostro territorio della Pedemontana Vicentina tra gli itinerari turistici minori, e noi a Breganze siamo molto orgogliosi di avere un prodotto tipico che è quello del vino. Oltre al torcolato, in Breganze, sempre con la solita uva vespaiola, produciamo dell'ottimo spumante vespaiolo e anche dei vini fermi vespaiolo che si abbinano molto bene con il pesce, in particolar modo con il baccalà. E per valorizzare questi prodotti che c'è anche una confraternita, una fraglia. È un'associazione senza scopo di lucro, la nostra, che si prefigge quale obiettivo la tutela e la valorizzazione di questo vino particolare. È il vino che meglio rappresenta, che racchiude in sé quella che è la storia, la tradizione e anche, direi, la capacità enologica dei nostri viticoltori. Con il torcolato c'è più gusto nel palato. Scusa un attimo, te mi pari una persona, cosa si dovrebbe fare ti? Non lo so.
cosa ha fatto? Fammi fare l'intervista, no? Beh, siamo qua in Pedemontana Veneta, terra di formaggi, il formaggio principe di questa zona, l'Asiago nelle sue due varianti, pressato e allevo. Terra di grana, massiccio del grappa, col bastardo, col morlacco, l'imbriago come tutti sanno è anche di questo territorio, formaggio di grotta, il torrione di Breganza è proprio di questa zona e ho lasciato per ultimo il miglior formaggio, il primo formaggio nazionale, questo l'anno scorso, il Collina Veneta, è un formaggio vicentino che ha vinto il primo premio a San Vincent. Frutti del Territorio è un progetto che vantiamo anche la certificazione di qualità che è avvenuta da pochissimo tempo. Questo è fatto perché il consumatore ha la possibilità di degustare i formaggi tipici del Veneto, non DOP, ma esclusivamente prodotti con latte veneto. Cosa significa il Bacà Vicentina Pai Pro Loco? Che importanza ha? La massima, la più grande importanza che possa essere, perché le Pro Loco sono veramente le sentinelle delle tradizioni. Un ringraziamento anche agli amici delle danze popolari vicentine dei Balli Incontrati. Siamo nati qualche anno fa, appunto per portare in giro le tradizioni dei nostri balli nel 1920, quel periodo lì. Bacà Vicentina International. International perché è uno dei 5 prodotti europei che la Comunità Europea ha dichiarato di proteggere per la grande particolarità che ha. Me compare Giacometto e che aveva un bel gaetto. Da qualsiasi parte che te vaghi, in ogni canton, che c'è qualcosa di buon e di bello, perché questo è il Veneto, tra terra e cielo. E Toni Bortolomomi viene con piccolo Valentin, e Toni Bortolomomi viene con piccolo Valentin. Tu c'ha per una presa in tabacchetta.